Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata settimanale di Auto da Fè, come sempre il venerdì in collegamento con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi. Buongiorno professore, grazie per essere con Buongiorno noi. a voi tutti. Tema di oggi molto interessante, poco battuto dai grandi media, mi viene da dire, poi lasciate il commento, ovvero Giappone, una tempesta in arrivo? Punto di domanda, poi ci spiegherai il perché. Si può anche fare un'ipotesi del genere. Intanto riassumo brevissimamente a beneficio di chi ci ascolta, poi ti lascio subito la parola, professore. Il Partito Liberal Democratico del primo ministro si è assicurato 316 seggi alla Camera bassa alle ultime elezioni, ottenendo una super maggioranza, quale non si era mai vista dal dopoguerra, di 2/3. Il Partito Liberal Democratico e il suo partner di coalizione, il Japan Innovation Party, hanno una stramaggioranza assoluta che in pratica gli consente di governare ma anche di cambiare la Costituzione in maniera molto agevole. Ma per quanto concerne noi dal punto di vista economico, mi permetto di riassumere, salvo tue integrazioni, opportune integrazioni naturalmente, professore, quello che dovrebbe essere il programma economico di Takaichi, che ha giocato le elezioni anticipate e le ha stravinte. Molti hanno sottolineato che questo grande successo si è basato anche sulla sua capacità di portare al voto per sé e per il proprio partito alleato i giovani che si sono volti a lei, in virtù di un'immagine molto positiva che Takaichi ha. Quindi dal punto di vista economico la parola d'ordine è stata una politica fiscale responsabile e proattiva. Con questo si intende più investimenti pubblici, disponibilità a emettere obbligazioni in deficit quando necessario per finanziare il piano di investimenti pubblici, maggior coordinamento tra il governo e la Banca Centrale del Giappone, quindi una politica monetaria guidata anche dalla politica tout court, utilizzo della politica fiscale e monetaria per mantenere la domanda alta, cioè favorire l'economia, introduzione di crediti di imposta rimborsabili e aumento della detrazione fiscale di base sul reddito per dare sostegno alle famiglie in età lavorativa, alle famiglie lavoratrici, ma anche alla classe media. E rispetto alle due amministrazioni che l'hanno preceduta, Kishida e Ishiba, Takaichi vuole dare priorità non al salario minimo come i suoi predecessori, ma vuole premiare chi lavora sodo, il suo slogan, piuttosto che proteggere i vulnerabili. E ha anche sottolineato che il consolidamento fiscale però è necessario, in qualche modo prendendo le distanze dalle richieste dell'opposizione di tagli alle imposte sui consumi. Con i tagli sulle imposte andiamoci piano perché anche il consolidamento fiscale in virtù dell'alto debito è necessario, alto debito pubblico. Molti professori hanno tracciato dei paralleli tra l'elezione di Sanae Takaichi e quella di Liz Truss, il cosiddetto Liz Truss shock dell'epoca degli Stati Uniti, che però portò malissimo a Liz Truss, che fu fatta fuori in pochissimi mesi, e probabilmente la Takaichi, sulla scorta di quel precedente, vuole evitare la percezione che le sue politiche possano generare turbolenze sui mercati. Nell'attuare misure per contrastare l'inflazione, che anche il Giappone ha iniziato a conoscere dopo tantissimi anni di stabilità e non assolutamente di inflazione, di prezzi stabilissimi per un periodo di tempo per noi inimmaginabile. Ebbene, per contrastare l'inflazione, Takaichi vuole evitare di rilasciare dichiarazioni che possano innescare un deprezzamento estremo dello yen. Per concludere, è sostenitrice dell'energia nucleare, della fusione nucleare, quindi con un cambiamento di rotta rispetto all'enfasi sulle energie rinnovabili dei suoi due predecessori, Kishida e Ishiba. Questo potrebbe, secondo alcuni, ridurre il deficit commerciale e dal punto di vista della domanda e dell'offerta di moneta dello yen rappresenterebbe un fattore di rafforzamento dello yen. Avrà un vertice col presidente degli Stati Uniti Trump, prima del vertice di Trump con la Cina ad aprile. Infine, per completare il suo programma, vuole istituire un ufficio nazionale di intelligence e approvare una legge antispionaggio. A livello così più folcloristico, se vogliamo, si è parlato anche di una legge contro la deturpazione della bandiera giapponese. Ma lasciando perdere i cascami, adesso andiamo al dunque. Ho cercato di riassumere. Ci sono elementi che inducono te, professore, a intravedere anche possibili elementi di crisi o addirittura di tempesta in arrivo. Come ci arriviamo da questo quadro? Il Giappone poi ci è sempre stato detto, è sì indebitatissimo, ma il debito è tutto nelle sue mani. E poi ha una forte autarchia, un'economia piuttosto autarchica, non dipende tanto dall'estero, quindi il debito giapponese non ha mai preoccupato sostanzialmente nessuno. A fronte di tutto questo e a fronte delle politiche che vuole realizzare la nuova Premier,
come si arriva a un orizzonte possibile di tempesta o di problemi? L'elezione di Takaishi è innanzitutto un fatto dirompente, perché non c'è mai stata una maggioranza così larga da anni, dal dopoguerra in poi, e soprattutto ha colpito la maggioranza dei giovani, che ha votato il 90% dei giovani che ha votato la Takaishi. Ora, il programma della Takaishi è un programma come per affrontare quelle che sono le paure dei giapponesi, che sono la paura dell'inflazione, la paura del salario e la paura, la paura di perdere il valore della famiglia, diciamo il contesto di pace familiare. Quindi la paura ha determinato delle scelte molto forti dal punto di vista delle elezioni. L'aspetto, il Giappone peraltro per il 70% dell'energia è dipendente dall'estero. Quindi per gran parte delle cose il Giappone è un importatore secco, quindi non solo di energia ma anche di beni alimentari. Questo giustifica il passaggio verso forme di energia con nucleare piuttosto che altre cose. È chiaro che questa situazione è importante perché un'eventuale svalutazione dello yen comporterebbe un incremento di costi dal punto di vista dell'acquisizione di energia e di altri beni alimentari. Il Giappone, per capire la svolta e le possibili conseguenze che si verificano, bisogna fare presente che il Giappone per almeno 30 anni ha ignorato cosa fosse l'inflazione e di fatto non esiste inflazione. In 25 anni il prezzo del riso e il prezzo delle uova è rimasto sempre lo stesso. Gli interessi dei prestiti erano zero e addirittura siamo arrivati a interessi negativi. Questo è stato un elemento determinante dal punto di vista dello sviluppo del Giappone, il quale è stato la quarta potenza economica mondiale, era la terza, poi è stata sorpassata dall'India, quindi abbiamo gli Stati Uniti, la Cina, l'India e abbiamo il Giappone. Il Giappone ha accumulato un debito di 10.000 miliardi, no? E la cosa importante, che cosa ha fatto in questi 30 anni il Giappone? Il Giappone ha fatto una politica estremamente attenta e tutto il surplus che ricavava dalle esportazioni l'ha sempre destinato all'acquisto di titoli di Stato americani, di azioni americane e di altre azioni comunque anche euro o altro europee. Diciamo che questo ha portato il Giappone ad essere il primo detentore al mondo del debito pubblico americano per 1.250-1.300 miliardi di dollari. Ha superato la Cina, che in questo momento ha cominciato a vendere i titoli di Stato americani. Questo aspetto è estremamente importante perché questa situazione ha generato ha creato un rischio, fra virgolette, di finanziario, di un potenziale rischio finanziario. Perché? Perché i giapponesi, e non solo loro, comperavano o si indebitavano in yen, che era a tasso zero o prossimo allo zero o addirittura negativo, per comperare poi titoli di Stato americani, obbligazioni americane, obbligazioni di altri paesi che rendevano il 4, il 5, il 6%. Quindi in sostanza con un costo pari a zero si poteva realizzare un vantaggio del 5-6% sull'investimento. Questo ha portato
a far sì che il Giappone investisse in azioni in modo molto importante. Stiamo parlando di oltre di 5 mila miliardi di dollari. Questo ha fatto sì che la posizione del Giappone fosse per lungo tempo osservate in modo particolare, quando in altri paesi come gli Stati Uniti, come la Francia, come la Germania, come l'Italia e la Grecia nel 2011 e l'Italia anche nel 2011 hanno avuto degli interessi che schizzavano e ogni giorno si andava a vedere qual era il livello dello spread. Quindi questo contagio ha colpito soprattutto i paesi occidentali. I paesi occidentali che si trovano in una situazione di grande indebitamento. E questo perché? Perché hanno fatto delle politiche, fra virgolette, popolari sostanzialmente, no? Interventi anche a ridosso sociali, eccetera, e hanno portato l'indebitamento, il nostro paese al 140% del PIL, gli Stati Uniti hanno il 130% del PIL, la Francia ce l'ha uguale, la Germania sta crescendo e la United Kingdom è anche lei così alta. Il Giappone ha un debito sul PIL del 235%. Come hai detto, il debito del Giappone però è in gran parte in mano del governo Per giapponese. quello, se non sbaglio, professore, ci è sempre stato detto, no, che, o meglio, molti hanno osservato che, essendo il debito del Giappone in mano ai giapponesi, non preoccupa i mercati finanziari, non preoccupa nessuno, è sotto controllo. È Sotto corretto? controllo, anche perché la banca giapponese dipende strettamente dal governo giapponese, quindi fa quello che vuole il governo A giapponese. differenza della nostra Europa, dove abbiamo una banca che non rispecchia un governo nazionale. No, no, devo dire che la separazione tra banca e tesoro voluta da Andreatta e da Ciampi al tempo è stata una mossa assolutamente sbagliata che abbiamo pagato poi nel 92 quando siamo stati attaccati da Soros sulla lira e poi con il Black, col famoso Britannia del 92 che ci hanno messo in condizioni di andare a chiedere col piattino Beh, e insomma, vendere. professore, No, hai detto poco, è come se niente fosse, insomma, sono cose pesanti sono cose molto pesanti, queste sono cose molto e pesanti, le è paghiamo ancora stato oggi, ancora adesso. il risultato di quell'operazione è stata un'operazione pianificata, perché l'attacco alla lira da parte di Soros è stata funzionale in un periodo storico dove noi eravamo sotto attacco del politico, perché c'erano i processi a Craxi ed Andreotti, che erano i due soggetti, fra virgolette, più pericolosi dal punto di vista diciamo, della politica americana, perché in un qualche modo sia Craxi che Andreotti erano attenti alla Palestina e molto vicini ad Arafat. Per tornare al Giappone, che Sì, cosa sta succedendo? Sta succedendo questo, che si trovano nella condizione di dover aumentare i tassi di interesse. sì. Quindi il debito giapponese ha cominciato ad avere dei problemi di collocazione e quindi hanno dovuto aumentare il prezzo, i tassi di interesse che sul quarantennale sono cresciuti al 4% e da 30 anni non succedeva così. Questo ha comportato una crescita dell'inflazione. Quindi per la prima volta nella sua storia il Giappone si trova a fare i conti con l'inflazione, si trova a fare i conti con dei tassi sulle Sì. obbligazioni che sono più alti rispetto allo zero. E Ecco, questo però, professore, permettimi, mi pare, no, di aver letto che a febbraio di quest'anno, cioè adesso sì, praticamente, la Banca del Giappone ha sì alzato il tasso di interesse di riferimento, però allo 0,75%, che per noi rappresenta comunque un livello basso. Per i giapponesi invece è un livello abbastanza altissimo, significativo, perché altissimo. dopo ci sono stati tantissimi anni di tassi prossimi praticamente allo zero, no?
Quindi questo per loro è stato un innalzamento significativo, ma si prevede che i tassi rimangano a livelli al massimo dell'1% già fino all'anno prossimo. Così ha detto anche la Takaichi. Allora, Conseguenze però le pratiche? conseguenze quali sono? Le conseguenze che sono, al di là delle dichiarazioni, c'è una tendenza al rialzo dei tassi sulle prestiti obbligazionari. Quindi che cosa succede? Che quelli che avevano comperato yen, cioè che si erano indebitati in yen a tassi zero, si trovano oggi ad avere un debito con un tasso di interesse maggiore dello zero. E quindi si pone la domanda a molti investitori che hanno usato gli yen per poi andare a investire in obbligazioni diverse, americane, piuttosto che italiane, piuttosto che altre, che rendevano di più, e si trovano di fronte a una situazione opposta, e cioè si fanno la domanda: ma a me conviene ancora investire in obbligazioni straniere che rendono non tanto di più di quanto rende l'obbligazione giapponese? Tenuto Così che conto in che questo modo cominciamo a varcare i confini del Giappone e ad avere conseguenze a livello globale. e cominciamo ad avere delle conseguenze globali, perché che cosa si sta Mm. verificando? Che se tu sei un giapponese e hai delle obbligazioni americane a un tasso del 3%, e non diversamente da quello che avviene da te, con il rischio di cambio, cioè con il rischio che il dollaro si svaluti di più dello yen. Quindi tu puoi guadagnare qualcosa di più come interesse, ma complessivamente ci perdi, Sì. perché la svalutazione del dollaro non compensa il maggiore interesse che tu hai. Sì. E quindi si Quindi sta verificando, mollo le obbligazioni americane e investo a casa mia. e investo a casa mia. E quello è questo che si sta verificando. Questo è un fatto importante e potrebbe aumentare, perché in realtà oggi la Banca del Giappone ha in mano il 50% del debito giapponese. Quindi è sotto, fra virgolette, controllo, ma la situazione economica del Giappone, che come è stato detto dipende in gran parte da problemi di importazione, quindi energia elettrica, beni Mm. alimentari, eccetera, sta rischiando una, fra virgolette, erosione nella svalutazione dello yen. Quindi questo comporterebbe un maggiore costo delle importazioni, e quindi, ed essendo un importatore secco, il Giappone si trova ad affrontare maggiori costi dal punto di vista dell'importazione, e questo avrebbe effetto sull'aumento dell'inflazione, sull'aumento degli interessi e sulla svalutazione dello yen. La conseguenza a livello mondiale qual è? La conseguenza a livello mondiale è che la Cina lo sta già facendo e suggerisce agli altri paesi del BRIC di ridurre le esposizioni in treasury bond americani, e questo può portare a un progressivo processo di disinvestimento nei treasury bond americani, in un momento in cui l'America si trova sotto scacco dal punto di vista del debito, perché stiamo parlando, come abbiamo detto altre volte, di quasi 40 mila miliardi di debito, con oltre 1.000 miliardi di interessi, no? E quindi una parte significativa, diciamo, i debiti, gli interessi sul debito sono una quota percentuale molto alta delle entrate fiscali americane. Stiamo parlando del 20%, no? L'avevamo detto nello scorso incontro. Ora, che cosa succede? Che in questa situazione Trump vuole un dollaro debole, no? Ma anche qui c'è il cane che si morde la coda, perché noi abbiamo una situazione di incremento dell'indebitamento, e è necessario, fra virgolette, produrre debito per coprire debito, cioè sostanzialmente gli Stati Uniti stanno emettendo obbligazioni, obbligazioni di treasury bond per coprire
il debito che scade. Quindi il debito che scade tu lo copri con altri debiti. Sono in scadenza negli Stati Uniti 10.000 miliardi di treasury bond. Ricordiamo, come abbiamo già fatto l'altra volta, che il 25% solo dei titoli americani sono in mano a non americani, quindi è in gran parte in mano alla Fed e ai centri finanziari americani. Questo che cosa comporta? Quello che si sta verificando, e cioè che nel momento in cui tu sei obbligato a omettere più obbligazioni, devi trovare una soluzione per rendere appetibili le tue obbligazioni, quindi tendenzialmente Aumentare i aumentare il tassi. tasso di interesse. E questo diventa ancora più forte nel momento in cui gli investitori che tu hai sempre avuto per coprire il tuo debito sostanzialmente non ci sono più o stanno diminuendo. Quindi il Giappone ha fatto sostanzialmente una funzione importante, ha fatto una funzione di moderatore, ha assorbito gli effetti negativi finanziari, perché nel momento in cui tu emettevi del debito e il Giappone te lo comperava, l'operazione che il Giappone faceva da intermediario fondamentalmente ti comperava dei titoli di Stato americani e ti consentiva di tenere basso l'interesse. Quindi, professore, il Giappone può avere un'influenza diretta, direttissima sullo scenario economico-finanziario degli Stati Uniti. Certamente, come ce l'abbiamo anche noi europei, avendo 2.800 miliardi di debito americano in cassa. No? Quindi gli Stati Uniti oggi sono, fra virgolette, di sugli fronte a un Stati grande Uniti, rischio se si cominciasse a dismettere i titoli di Stato. Ecco, qual è il rischio? Tale da far intravedere quello che poi abbiamo messo nel titolo, col punto di domanda. La tempesta in arrivo? Punto di domanda. Il rischio qual è? Che una parte delle obbligazioni, fermiamoci per adesso agli Stati Uniti, ma poi si tocca anche l'Europa, no? Se noi ci fermiamo in questo caso, cioè è finita l'azione, diciamo, di ammortizzazione. Il Giappone ha fatto un'azione di ammortamento finanziario, di ammortizzatore, scusate. Sì. Ha ammortizzato sostanzialmente. Tu buttavi fuori dei titoli, se non ci fosse stato qualcuno a comprarli avresti dovuto aumentare i tassi di interesse e quindi avresti dovuto aumentare i costi per interessi. Nel momento in cui il Giappone ti compra dei titoli ti fa da ammortizzatore sociale, da ammortizzatore finanziario. Perdonami l'inciso, vale lo stesso per la Cina rispetto agli Stati Uniti? Vale lo stesso per la Cina, però la Cina ha già cominciato a vendere titoli americani. Quindi, mentre la Cina... Quindi, se Cina e Giappone insieme vendono titoli americani, sono dolori per Trump. Certo, per Trump, per gli Stati sono Uniti. dei dolori. Tant'è che mi ha colpito una notizia che non so se sia vera, che Putin, che assieme ai BRIC sta facendo un'operazione di de-dollarizzazione nei mercati mondiali, sembra che di fronte all'annullamento delle sanzioni potrebbe riprendere il dollaro come moneta di scambio, no? E questo è significativo, cioè se tu mi levi le sanzioni io riprendo il dollaro come moneta di scambio perché so che in questo momento il dollaro è in una situazione di svalutazione. E permettimi, no? nel contempo, in tal modo terrei anche un po' sotto controllo la Cina e il suo strapotere. Certo, certamente. Che cosa succede? Succede che nel momento in cui viene meno l'ammortizzatore finanziario del Giappone. del Giappone e della Cina anche, Sì. no? Tu ti ritrovi non a caso Trump, lo dicevo prima, no? Vede prima l'uno e poi l'altro paese. È così. I vertici del Giappone e poi subito dopo quelli cinesi. E quindi il problema qual è? Che tu ti trovi costretto ad emettere in continuazione obbligazioni a fronte delle quali la domanda tende a diminuire. E quindi qual è il problema che si trova di fronte Powell e poi si troverà di fronte il nuovo governatore della Fed? È stato sufficiente, l'abbiamo detto in un altro incontro,
che venisse nominato questo per far crollare l'oro, l'argento, e io avevo detto a quel tempo che l'oro sarebbe ritornato ai livelli massimi, come si è puntualmente verificato. Ora, che cosa può Sì. succedere? Secondo me può succedere questo. Ecco, fermati un attimo, professore. Che cosa può succedere? E io nel cosa può succedere, se ce la facciamo, vorrei inserire anche il quadro cosa può succedere per la nostra letargica e imbolsita Europa. Chiudo la domanda. Sì, Per gli allora, Stati Uniti e per noi, cosa può sì, succedere? perché in effetti fra tutti c'è un legame stretto, non è che Eh, siamo indipendenti noi dai problemi americani o dai problemi giapponesi sostanzialmente. Quindi il problema qual è? A mio parere, gli Stati Uniti si trovano di fronte a un debito crescente che non riescono a ridurre. I paesi occidentali, la storia sta dimostrando che non riescono a ridurre il debito pubblico. Va bene? Che cosa hai citato la Liz Truss, no? sì. Che cosa ha fatto la Liz Truss? La Liz Truss ha fatto un'operazione di raccolta voti dicendo che avrebbe abbattuto le imposte, che avrebbe aumentato il debito pubblico, che avrebbe favorito la sanità, ma Ecco, voglio sostanzialmente ricordare, Liz Truss fu premier del Regno Unito dal 6 settembre al 25 ottobre del 2022, un battito d'ali. un battito d'ali. Nel momento in cui tu fai queste promesse ma non ci sono soldi e quindi tu fai delle promesse ma i soldi Mm, non ci sono, mm, quindi emetti delle obbligazioni che non ti sottoscrivono, per cui la Banca d'Inghilterra e altre sono dovute intervenire per comprare pesantemente obbligazioni mm. inglesi. La sterlina si è svalutata e la Truss non è stata su neanche 2 mesi, è Sì. dovuta andare via, insomma, no? Quindi una politica di questo genere può diventare molto pericolosa se tu non hai qualcuno che ti compra il debito Mm. fondamentalmente. E gli Stati Uniti che Questo cosa può riaprire uno scenario di crisi finanziaria globale? secondo me potrebbe essere una crisi finanziaria globale. Perché? Perché io credo, ma questo evidentemente lo penso io, no? Che il nuovo governatore della Fed non è che possa fare più di tanto, Mm. per cui lui può, come vuole Trump, portare il tasso di interesse all'1%, ma il mercato sostanzialmente ti obbliga ad alzare il tasso di interesse se vuoi vendere le tue obbligazioni, perché la tua offerta di obbligazioni non ha una equivalente domanda. Quindi in funzione di domanda e offerta il prezzo della offerta sale, perché queste sono le condizioni dello scambio, sale. Nel momento in cui tu sale, per ridurre, facciamo questo passaggio, per evitare che aumenti troppo, no? Il prezzo, il rendimento dei treasury bond in mancanza di compratori sufficienti a comprare tutti quelli emessi, ci deve essere qualcuno che li compra al posto di quelli che non Sì, lo comprano. sì. E quindi io credo che il governatore della Fed, secondo me, obbligherà la Fed a fare un massiccio acquisto di titoli americani, salvo poi, nel caso andasse male, io spero di no, però non vedo tante alternative, ricorrere a una ulteriore espansione di moneta con il quantitative easing. Quindi potrebbe essere che di fronte al fatto di un problema che non riesci a mettere sul mercato le tue obbligazioni e questo comporta un incremento per mancanza di acquisti Sì. sostanzialmente. Quindi tu devi sostituire gli acquisti esterni che vengono meno con altri acquisti. Quindi o ci sono all'interno del paese dei soggetti che comprano le obbligazioni oppure come nel Giappone la Fed comincia a Sì, comprare, diciamo, quello che ha fatto Draghi nel 2020 sì, quando sì, disse whatever it takes, cioè compriamo sì. quello che capita, insomma, no? Cioè quando tu sei in una situazione in cui non ti ricompra o i rendimenti ti esplodono
oppure tu trovi qualcuno che fa da ammortizzatore finanziario che compra i beni. Lo Stato, in questo caso, come abbiamo fatto noi, abbiamo stampato carta moneta, abbiamo avuto il quantitative easing, e adesso il problema si ripropone perché noi abbiamo il 100, quasi il 140% del Sì. debito sul PIL, Però, eccetera. professore, se tu fai una cosa di questo genere e dobbiamo chiudere perché sono le 10:59, poi ti rimane meno spazio per fare le politiche di espansione economica reale che ti eri pur proposto di fare, o sbaglio? Ti rimane No, meno... il problema è che la coperta è stretta, Eh, quindi tu sostanzialmente non puoi fare l'operazione che fa il Giappone, cioè tu oggi potresti dire va bene, io faccio come il Giappone, aumento il debito pubblico e faccio delle spese per investimenti sociali, eccetera. E questo però nel momento in cui io faccio queste operazioni faccio del debito perché le risorse non le ho e quindi dovendo fare del debito devo trovare della gente che mi compra il mio debito, sì, per sì. cui questo è un problema e secondo me anche questa operazione dell'Ucraina diventa un sasso molto pesante dal punto di vista della spesa, insomma, no? Noi oggi non siamo in grado di sostenere, non siamo in grado, cioè la realtà è questa, insomma, no? Abbiamo fatto una finanziaria borderline e il problema è un problema politico, cioè tu sei in grado di affrontare una politica, fra virgolette, che riduce i sistemi di welfare, secondo me ti esplode in mano. Allora, professore, dobbiamo salutarci, però abbiamo messo in fila, credo efficacemente, hai messo in fila i fattori di potenziale crisi davanti a questo scenario che parte dal Giappone e arriva a casa nostra. Io, come sempre, ti ringrazio, grazie al professor Fabrizio Pezzani, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e buona mattina a tutti quanti. Buona Grazie. mattinata e buon San Valentino. È Buon San giusto, ci Valentino. capita in mezzo, è Domani è vero, San Valentino. ci capita in È un mezzo. ricordo antico. Grazie, professore. Arrivederci.